uscito, son caduto. Una frase sciocca, un volgare doppio senso, mi ha allarmato, non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' denso e sono restato. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. Un magazzino che contiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere, studiare le mie mosse, sono all'impasse. Mi sto accorgendo che sono giunto dentro casa, con la mia cassa ancora con il nastro rosa, e non vorrei aver sbagliato la mia spesa, oh, la mia sposa. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. Sincera, 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 sincera. Chissà chi sei, chissà chi sei, chissà chi sei, chissà chi sei. Chissà chi sei, chissà chi sei, chissà chi sei, chi sei, chi sei, chissà. Ciao! Buonasera amici a casa e benvenuti, buona settimana musicale di Casa Peretti. 348 80 40 254 il numero per i messaggi, quindi fotografie, ma sì, mandate le più belle fotografie che avete nel cellulare, o se avete qualche ricorrenza importante, qualche compleanno o qualche anniversario, noi siamo qui per voi. Oppure richiedete la vostra canzone preferita che nel giro di qualche settimana, a volte qualche puntata, verrà messa in onda, verrà cantata qui in diretta, come c'è scritto lì, no? Quelle lettere sotto il numero, che valore che hanno, perché questa trasmissione è in diretta. Tra un po' ci sarà con me il ritorno di Amedeo Agrillo, finalmente a distanza di un mesetto tornerà qui a cantare per voi, ma adesso devo raccontarvi una cosa che mi è successa in questi giorni, perché a volte mi capita di andare a chiacchierare con dei fans e andare a volte anche a discutere su un brano che magari a loro era sconosciuto. Io l'ho cantato in Casa Peretti ed è rimasto impresso nell'anima, impresso proprio in quella parte del cuore dove a volte non batte il sole, no? Quindi ti rimane lì e lo vai a cercare nelle puntate su YouTube, lo riscopri e dici: ma guarda questo pezzo, che bello che è. E allora lo voglio dedicare il prossimo brano a Milena. Lei me l'ha richiesto in un modo carino, in privato,
com'è difficile essere uomini. Eh sì, questa frase è molto veritiera il giorno d'oggi. È difficile essere uomini, ma lo era difficile tanti anni fa, 100 anni fa, 50 anni fa. Sono le difficoltà che cambiano, ma è sempre difficile essere uomini. E fa più o meno così. Uomini che tracciano il destino dei popoli, uomini che si lasciano alle spalle gli stupidi, uomini che sognano mondi irraggiungibili e poi si perdono dentro amori a volte inutili. Uomini che ti feriscono senza scrupoli. Lo vedi, ragazzo mio, com'è difficile essere uomini. Uomini sempre pronti verso nuove avventure. Uomini di coraggio ma con mille paure, uomini di guerra, di battaglie, uomini di gloria. Dentro al letto di una donna, una medaglia alla memoria. Uomini che parlano troppo, uomini piccoli. Lo vedi, ragazzo mio, com'è difficile essere uomini. Uomini, uomini, uomini di ieri, uomini diversi, forse più sinceri. Uomini, uomini, così troppo lontani, uomini migliori, te lo dirà. Sarà per te domani. Uomini che fanno finta di star bene da soli. Uomini che si risvegliano nei giorni tutti uguali. Uomini che rischiano il cuore per una donna. Uomini di promesse facili, senza vergogna. Uomini mercanti di morte, uomini inutili. Lo vedi, ragazzo mio, com'è difficile essere uomini. Uomini, uomini, uomini di ieri, uomini diversi, forse più sinceri. Uomini, uomini, così troppo lontani, uomini migliori, te lo dirò domani, domani. Chissà come sarà per te domani, te lo dirò. Come sarò io domani? Magari così? O magari no? Così? O magari no? Domani. Domani.
Com'è difficile essere uomini. Spengo il microfono perché altrimenti fa rumore quando inserisco nell'asta, poi se non lo riaccendo non si sente un tubo. Sono le 20:15, è il momento suo, io gli preparo l'asta, ecco, guarda qua, la posizione è questa, l'altezza è questa, signore e signori, un uomo praticamente con lo scudetto cucito sul petto. Arriva Amedeo Grillo con Alle 20. Ciao Amedeo! Buonasera! Ciao Enrico, buonasera a tutti! C'è già lo scudetto lì. No. Sarai mica scaramantico? Assolutamente no, prendi a aspettare. Nella stazione d'orologio, il treno, il pendolino, fretta per gli spostamenti a monte. C'è sempre un inizio in ogni cosa che si fa. C'è chi insegna quel che devi fare. Gli occhi sbarrati sul tempo futuro, poche le ombre riflesse sul muro. Teggiaria a portata di mano ed una musica vola come un giro di lancette che si sa sovrapposto insieme ad ogni ora. Sì, noi siamo quelli che vedono ancora per terra e ti telegiornale. Siamo contenti di rivedere i vecchi film, in bianco e nero non puoi immaginare. A noi sembra normale che anche l'ago stia fermo lì, a portata di mano. Audio 2 in diretta qui in Casa Peretti con Amedeo Grillo. Ciao, sto bene, stai bene? Non credo. Cosa credo? Sto benissimo, più di così. Sono qui per loro. Tutto è un'incognita tremenda, tutto è sempre da provare e da scoprire. Il rovescio, la medaglia al lago che ti punge, si potrebbe anche essere insensibili. Nella valigia c'è sempre il profumo, serve a celare l'odore che si ha, ma l'occorrenza diventi qualcosa che non sia solo un'età. È come un giro di lancette che si sa sovrapposto insieme ad ogni ora, ma libere che sono le 20, sono le 20, sono le 20 e 10, sì, noi siamo quelli che vedono ancora per terra di telegiornale. Siamo contenti di rivedere i vecchi film, in bianco e nero tu puoi immaginare. A noi sembra normale che anche l'ago stia fermo lì, a portata di mano. Tutti! Sono le 20, sono le 20 e 10, sì. Sono le 20:19 per l'esattezza, mio caro Amedeo. Siamo in ritardo. Ok. Non sono le 20, ma sono le 20:19. 348 80 40 254 il numero di telefono per i WhatsApp, messaggi normali per far parte di questa trasmissione. Ciao Amedeo.
Ciao Enrico, tutto bene, tutto bene. Ho fatto partire subito il brano perché insomma... Poi sono le 20 è qualcosa di importante, basta che si fa. Ma allora, dov'è che festeggi quest'anno? Dov'è che festeggi? Dove vai a festeggiare? Dove vai? A casa il mia. nostro Conte, il nostro Antonio Conte. Guarda che Il un pezzo dello scudetto è merito nostro, perché Antonio Conte era nostro e tornerà nostro. Prima o poi un allenatore buono lo troviamo, te lo garantisco. Io me lo auguro. Come te lo auguri? Non dire bugie perché non ci credo. Sono di più, dai, non c'è problema. Va bene, amici mandiamo a la casa. pubblicità allora? No, non la mandiamo la pubblicità. Non ancora, perché voglio ancora stare un po' con loro. Assolutamente. Ok, vediamo un po'. Voglio andare a leggere una richiesta. E dopo mandiamo la pubblicità. Dopo, però prima guarda un po' lì. Ciao Enrico, bentornato a Casa Peretti da Andrea di Borgomanera. Vorrei ascoltare la canzone degli 883 Hanno ucciso l'uomo ragno. Quindi accontentiamo Andrea di Borgomanero. Cantiamola tutti, ma proprio tutti insieme. Con la grinta degli 883. Tricolor. Dai, Medeo. Si scherza, si scherza. Alla prossima per il tricolore, non ti preoccupare. Solita notte da lupi nel Bronx, nel locale stanno suonando blues degli Stones. Lo schindividio al balcone del bar, pieni di whisky e margarita. Tutto ad un tratto la porta va a slam, il guercio entra di corsa con una novità. Dritta sicura si mormora che i cannoni hanno fatto bene. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarra, qualche industria di caffè. Maxi Zari 883 alla centrale della polizia, il commissario dice che volete che sia quel che è successo non ci fermerà, il crimine non vincerà. Ma nelle strade c'è panico oramai, nessuno esce di casa, nessuno vuole guai, e degli appelli alla calma in TV, adesso chi ci crede più? Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Giù nelle strade si vedono gangs di ragionieri in doppio petto pieni di stress. Se non ti vendo mi venderai tu per 100 euro poco più. Le facce di Vox sono miti per noi, attori troppo belli sono gli unici eroi. Invece lui era una star, ma tanto non ritornerà. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarra, qualche industria di caffè. E adesso voglio sentirvi cantare tutti a casa, ma proprio tutti, anche se state mangiando, anche se state bevendo, anche se state facendo l'amore, tutti loro. Non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Bravi! Io mi immagino, soprattutto se stavano facendo l'amore,
Immagino lui su Non di immaginare, lei. però. Aspetta un attimo, mentre sono lì che impegnati, devo cantare per Peireti, quindi hanno ucciso l'uomo. Beh, è bellissimo. Poi vengono L'immagine è bellissima, l'immagine, no? Ci fermiamo soltanto esclusivamente 2 minuti e mezzo, poi ancora tanta musica, i vostri messaggi e torniamo in onda con la sua voce, con un brano di Tozzi. Stella stai, stupendo, quindi non potete cambiare canale. Pubblicità. Caro Medeo, mi fai fare straordinario, perché prima nel brano prima era alle 20, sono le 20, adesso devo fare scivola, perché mi fai fatica? Perché mi fai il povero Peretti lo fai faticare così? Io ho fatto la terza a te, tu fai le terze a me, Va bene. mi sembra anche giusto. non è Io che- ho fatto le terze medie, non di più. Vabbè, io comunque non manco importa. quelle. Tu manco quelle. Ma prima di andare avanti con la musica, ti invito domenica, guarda un po' lì cosa c'è, guarda un va. po' sul nostro schermo. C'è dalla crota al sole, che vuol dire dalla Dalla cantina. parla vicino, Dalla cantina al sole. al sole mi sembra un po' esagerato, non lo so, no? dai. Non è che puoi andare dalla Al sole. cantina al solaio. Scusa, Dalla vabbè, cantina al solaio, un Ho associato le mercatino, parole. 40° anniversario del mercatino primaverile dello scambio del riuso a Bibbiana, quindi faccio un grande saluto, in un bocca al lupo a tutta la Proloco di Bibbiana. Non ci sono più posti, quindi nel senso che non ci sono più posti per i banchi che espongono, ma ci sono tantissimi posti per voi, ci sono tante occasioni da comprare, perché io amo dare di nuovo vita alle cose che uno non usa, ed è bellissimo il mercatino dell'usato. Quindi dalla crota al Sule, adesso ve lo dice Amedeo. Dalla crota al sole. Al Sule, Sule. Sule, A sole. Sule, bravo, come l'attaccante della Roma, Sule, uguale. Bravo che ti posso far dire qualcosa di diverso poi dopo. Vabbè, guarda, no, sai che io ormai il napoletano ma c'è bazzico. No, poi vediamo dopo. No, non ti preoccupare che mi viene bene. Sì, vediamo. Stella stai. Stai là, dove stai là. Sto qua. Sì, la base. La base più alta. Sì. Stai, stella, stai su di me questa notte, come se fosse lei, fosse Dio, fosse quello che ero io. Ora noi, stella, stai, dolce vento di foulard, visto mai che mi sospiri di più, che mi sospiri di più. Stai, stella, sta come lei, meno donna, un poco gay, chi lo sa, tanto sei la mia stella, stella, stai con performa di S, dolce piede sul mio gas, quando sto per sospirarti di più, per sospirarti di più. Sì, stai, stella, stai, finché c'è nei suoi occhi un SOS che mi dà per brividi, è tipo quando al sole stai e lo vuoi e ti vuoi e non dormi, resti mai, stella, stai, stella tu, per sospirarti di più, per sospirarti di più. Clavando il cielo del sud, chi viene fuori sei tu. Clavando un figlio si può, dagli i tuoi occhi se no, Che torna a fare a questa porta, voglio tenerti tra le mie braccia, altrimenti torno a lei, lo sai, per questo stella sai. Non ho più l'età, come dice Viola. Ehi Canada, te ne vai in bicicletta che non sa darti altro che guai, ma ho bisogno anche di te, stella stai su di me, questa notte su di me, stella stai, stella tu, per sospirarti di più, per sospirarti di più. Sì, stai, stella stai, finché c'è nei suoi occhi un SOS che mi dà brividi, tipo quando al sole stai e la vuoi e ti vuoi e non
Guardando il cielo del sud, chi viene fuori sei tu, sei tu. Guardando un figlio si può, dagli i tuoi occhi se no, che torna a fare questa volta, voglio tenerti fra le mie braccia, ti metti intorno a lei, lo sai, per questo stella sta. Scivola, 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 sospirati di più, e sospirati di più, e sospirati di più, e sospirati di più, sospirati di più. Amedeo Grillo! Bravo! Bravo, devo Grazie. dirti bravo, 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 bravo. Mi è andata bene, i corretti ci stavo, scivola, scivola, attenzione, non è il Non telefono. è quello altro che era Crollando il cielo. Vabbè, ragazzi, altro giro, altra canzone, però una vostra idea. Vai Fabrizio, sparala nelle TV di tutta Italia. Un saluto dalla Sardegna. Complimenti per il programma, se possibile ascoltare Canzoni Stonate di Morandi e salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando fuori Piemonte. Eccola qui. Nel frattempo è sparito tanto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa abbiamo bevuto, non pensare che ti abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente, ma ho ripensato alla tua voce così fresca e strana, che dava al nostro gruppo qualcosa di più. Enrico che suona, sua moglie fa il coro, Giovanni come sempre ascolta, stonato com'è. Canzoni d'amore che fanno ancora bene al cuore. Noi stanchi ma contenti, se chiudi gli occhi forse tu ci senti anche da lì. L'altra domenica siamo andati al lago, ho anche preso un lucio grande che sembrava un drago. Poi la sera in treno abbiamo cantato piano quel pezzo americano che cantavi tu. Adesso voglio sentire tutti, dai. Canzoni stonate, parole sempre un po' sbagliate, ricordi quante serate passate così. Chiudi gli occhi, tu ci sei anche da lì. Canzoni d'amore che fanno ancora bene al cuore. Diciamo quasi sempre, qualche volta no. Oh, oh.
bravissimi. Siete intonatissimi. Bravi. Vieni Amedeo, perché è arrivato il momento di andare a scoprire un po' qualche loro messaggio. Fabrizio, innanzitutto gran lavoro, bravo Fabrizio, come stai orchestrando Casa Peiretti, i video, i tempi, bravo Fabri. E adesso i vostri messaggi, vediamo un po' cosa ci hanno scritto, Oi la Amedeo, vediamo. Allora, Quella nozze d'oro. Ehi, festeggiato le nozze d'oro, wow, Gisella, con Eraldo, mamma, Augurissimi, che meraviglia. augurissimi. Ieri, il 4 maggio, ma fantastico, ma ieri non era, sì, il 4, io non sto più il giorno, c'è il 5 maggio, salutiamo tutti gli amici dell'Inter, e il 5 maggio è la loro festa. Scherziamo, comunque. Buonasera Enrico, buonasera. Io me lo ricordo come fosse ieri quel 5 maggio di tanti anni fa, come fosse ieri. No, va bene. Buonasera Enrico, buonasera a te e a tutta Casa Peiretti. Bentornati, sono Marco D'Intra. Puoi cantare il brano di Roberto Vecchioni, L'uomo che gioca il cielo a dadi? Non la so, tu la sai? Non ti Poi vediamo, aspetta che ti alzo un po' o te mangi il microfono, devi proprio spingere un po' di più. Non la ricordo Ok. prima. Tolgo anche la musica, ok. Comunque non la sappiamo, ma Impareremo. la impareremo. Venerdì io e la mia vita, Alfonsina, abbiamo festeggiato il nostro 4º anno di nozze. Baci da noi, solo noi, i fedelissimi, ma complimenti! Grazie, che auguri, bello! auguri. Ma che bello che fanno, che ci rendono partecipi di queste grandi feste. Bene, ritornato tra di noi Enrico, super, Dani, da Alessandria. Grazie, ciao Dani. Grazie. Leggi tu il prossimo perché sto per tossire. Leggi. Vai. E anche a Casa Peiretti, grazie a tutti voi, l'India da crema. Non riesco a leggere il... Le migliori vitamine A, B, C, abbracci, baci e carezze. Io metterei anche la M, musica, la musica. Quella è sì, naturale. perché baci, abbracci e carezze, ma la musica unisce tutte queste tre cose insieme. Ciao ragazzi, mi farebbe piacere ascoltare Non ti prometto niente di Ramazzotti, lo chiede Milena e io la faccio domani sera. Non ti prometto niente, ricordo che domani sera qui con me ci sarà Gabri Bonino, ok? Quindi mi raccomando tutti presenti. Ma ciao a tutti, cari Casa Peiretti, siamo Fabio e Annalisa da Frossasco. Volevo fare un gigantesco augurio di buon anniversario matrimonio a due piccioncini rivolesi, Alfonsina e Germano, auguri. Ehi là, guarda un po' lì, hai capito? Il BMW Z3 dovrebbe essere quello lì. Complimenti, complimenti, non tanto per la macchina bellissima, sì, ma per ciò che state costruendo insieme, questo mondo d'amore, bello. Legga. Intanto che non gusti la gioia per il canto degli altri, non riesci a comprendere dove sia la tua gioia. Lo termini Carlo. Giusto, Anche questo è vero, giusto. guarda, Bravo Carlo, sì. Buona settimana Silvia, da Montalceta. Buona Grazie, settimana. Silvia. Buona settimana anche a te. Ancora un paio di messaggi regia e poi andiamo in pubblicità. Ancora due. Voglio ancora. Ciao Enrico, tutta Casa Peiretti, bentornati anche questa settimana a tenerci compagnia e a cantare in allegria Andrea di Borgomanero. Ciao, Andrea. Al quale era dedicata Hanno ucciso l'uomo in bagno. Il ragno. Il tempo è veramente da lupi, ma Enrico riporta sempre il sole. Grazie. Troppo, no, ragazzi, siete troppo gentili. Troppo così. Va bene. Ok, me la tiro di là, vado a tirarmela un po' non di fare là. il modestino, A pubblicità, me la tiro di là. A Amedeo Grillo, going. Pubblicità. Bentornati in questo tempo finale di Casa Peiretti, dove Amedeo Grillo deve dedicare una canzone. Scusa, perché non ho capito perché cosa significa. Scusa. Dai, ma il conduttore sei tu che devi dire. Sì, ma io la sono richiesta... Sì, io sono il conduttore, ma la moglie è la tua, dedicala tu. C'è, c'è perché... sì, dai, anzi fai... Sì, dopo 3 anni mia moglie mi ha chiesto una canzone. A proposito, La casa in via del campo. bella, adesso andiamo a cantare, però prima so che hai una sorta di squadra a casa che ci sta guardando, quindi saluta. No, io attualmente c'è tanta gente, ma non posso salutarci, non andiamo più via. Ok, allora saluta, a me devo salutare tutti. Saluto solo mia moglie che guarda, e il mio nipotino Gabriele. Ciao bacione Gabriele. Ecco. E nicotino ci sa, lui. Franco Simone. Dedicatissima a Barbara, che le sua moglie. Sì, adesso te la basta. C'era sempre una canzone
per voi, un bicchiere, 2 risate con noi, nella casa in via del campo, dove dolce andava il tempo, dove ho riso amato e tante volte ho pianto, ci scaldavano le ore, qualche volta in fondo al cuore rimaneva un'ombra triste di rimpianto, nostalgia di non poter guardare il sole nella casa in via del campo. Ha riaperto le finestre quel dì, le risate son volate lontano, una ditta di trasporti per coloro che son morti, con le insegne bianco-oro al terzo piano, dove sono le tende a fio delle lampade e i colori, i capelli di Maria, le sue mani. Si direbbe ormai è finito tutto quanto nella casa in via del campo. Una notte son tornato però mi pareva di sentir come allora quelle voci di del forte, un dischiudersi di porte, 4 note di chitarre, cose morte. Ho cercato a lungo il bar, quella luce al terzo piano, quella donna che sapeva anche amare. Io l'ho detto ormai è finito tutto quanto nella casa in via del campo. E bravo Amedeo! Baciata! Io non piango i miei 20 anni e poi tante volte abbiamo pianto anche noi, ma potevano lasciare tutto quanto riposare, ora che non si potrà mai più cantare. Io l'ho detto a Maria, vieni a bere vecchi amici, un bicchiere per poter dimenticare. Tanto vedi ormai è finito tutto quanto nella casa in via del campo. Tanto vedi ormai è finito tutto quanto nella casa in via del campo. Bravo Amedeo, dedicatissima! Si può dire che è venuta bene? Ma devo dire che è quella che hai cantato meglio stasera, chissà perché. Chissà perché, Fatti. Sì, vabbè, dai, stasera 4 coccole in più, 4 coccole in più ad Amedeo, se non gliele fai tu gliele faccio io, me lo dici, se sei stanca vengo. Bello Amedeo, bello. Andiamo a leggere un po' di messaggi. Vai regia, finiamo i messaggi di questa sera. Ricordo che qua domani sera con me torna la Bonino, la grande voce di Gabri Bonino. Poi mercoledì ci sarà qua Valentina Branca, giovedì un ritorno eccezionale che non vi dico, scopritelo da soli. Le chiacchiere stanno a zero, si va a Venaria. Sia a Venaria che a Napoli esiste solo il Toro, la regia. Ecco, vabbè ragazzi, Toro e Napoli sono fidanzati, no? Sicuramente, io sono tifoso del Toro quando non gioco con Napoli, assolutamente. Ma mai della Juve, assolutamente. Vabbè, ma ognuno, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Poi io ormai, i miei amici lo sanno, io ero juventino di quelli che piangeva, tutte le partite io piangevo, se si perdeva sì, piangevo, se si vinceva piangevo lo stesso dalla commozione. Poi il post del Piero, ragazzi, non me ne vogliate, il post del Piero mi ha allontanato un po' dai colori bianconeri. Sono sempre juventino, ma molto molto più easy, molto più tranquillo, perché il post del Piero, come è stato trattato il Piero, ma potremmo fare una trasmissione di 8 ore su questo, ma non è quello, non è il processo del lunedì, nonostante che siamo di lunedì. Leggi il prossimo. Ciao Enrico, buona settimana. Mi fai sentire la canzone Pittore, ti voglio parlare di Fausto Leali? Sì, perché la sa lui, esatto. Vero? La sa lui. Quindi fra 15 giorni che Amedeo torna qui,
segnatela. Sì, segnatela, assolutamente, segnatela. sì, la so, figurati. Meno male che siete tornati, meno male che è tornato Amedeo Grillo. Ciao da Grazie Elena, grazie, gentilissima. Amedeo Grillo è tornato, viva Casa Peretti. Possiamo chiederti la canzone Bravo di Pupo, grazie. È un altro pezzo che faccio domani sera. Domani sera ho già 2 canzoni che mi stanno nell'anima, nel corazon. Bravi, continuate così, continuate a richiedere questi brani. Ciao Enrico, buon inizio settimana, grazie per la compagnia e le belle canzoni che ci fai ascoltare. Un abbraccio Massimo da Vera Ria che ci Grazie, fa i Massimo. complimenti per la compagnia. Grazie. Merci. Ciao Enrico, sono Giorgio Rimondi. Volevo salutarti e chiederti di cantare la canzone Daniela, grazie. La canzone dedicata da mia moglie De Fosso, ho capito di chi è. Che purtroppo non è più con noi, questo mi dispiace. Ciao, salutami tua madre e tua sorella. Giorgio Rimondi è un amico della famiglia Peiretti. Abbiamo lavorato tanto insieme quando ancora non facevo questo lavoro. Una persona squisita, mi dispiace molto per la tua perdita. Una canzone che non la so, ma prometto di impararla per te, ok? Ti Ciao faccio Giorgio. sapere io qual è, ho capito. Ciao Casa Peiretti, buona serata, bravissimo, bentornato al bravissimo Amedeo. Michela da Torino. Grazie Michela. Brava Michela. Sempre presente. Ma quando ci sei tu Michela scrive. È bellissima sta cosa. Quando ci sono io non scrivo. Quando c'è, sì, che va scrive, bene. dai. L'importante è che ci vogliono segui. bene a tutti. Ma Casa l'importante è Peiretti che ci vogliono segui. Ciao Enrico, per favore, mi fai Ci sarò, ci sarei di Roby Facchinetti. Stasera se puoi aspetta. Io le so tutte dei Pooh. Ci sarò, Ci sarà. ci sarai. Non lo so. Ragazzi, è calato un velo. Come faccio a sapere? Aiutami Giuliano Falco, vai un po' nei testi. Ci sarò, ci sarai, perché devo capire qual è. Questa sera non posso farla, ma magari domani. Ciao Miki, ti vogliamo bene. Ciao Medeo, bentornato, bravissimo. Ciao Enrico e buona serata da Rosalia. Ciao Rosalia, Ciao grazie. Rosalia. Buona serata anche a te. Ci sarò, ci sarai. Non è che sarà rinascerò, rinascerai, rinascerò, secondo me quella lì. Buon inizio settimana, bellissima serata con la favolosa voce di Amedeo, bravi Lilli da Rorà. Grazie Lilli, c'è sempre gentilissima. anche Lilli, Lilli, assolutamente. Lilli. Grandissimo il Barbagrillo, sì anche Enrico è bravino. Paolo. Si può dire in televisione? Non si può. Guarda lì chi è. Quello è mio nipotino, vedi? È il nipote per vedere se da Gabrielino. dietro la TV si vede qualcosa. Invece, no amore mio, si vede solo da davanti. Il mio nonnino, ti sto guardando, sai. Oh, che bella questa cosa. Come si chiama già? Gabriele. Ciao Gabriele, hai un super nonno. Grazie Enrico per la bella musica. Sentire gli 8-3 è un tuffo nella nostra adolescenza. Bacioni, Simona da Luserna. Sì, ma allora richiedete le canzoni degli 8-3. Più ne richiedete e più ne fo. Ma chi se ne frega della scaramanzia? Ma stavi già festeggiando? Sei tu quello? Stavi già festeggiando? Sei tu? Ma come non sei tu? A me sembra che sei tu. Guarda che sei tu con la maglia del Napoli e lo scudetto. Non ce l'ho, quella maglia non ce l'ho. Ma non è vero, Non lo so chi ha ma fatto se sei tu, Ma quello non l'ho è fatta. chiaramente Amedeo Grillo. Amedeo, sei un grande. Se poi mi canti una canzone di G. Alessio, quella che vuoi, grazie, ti voglio bene, Giussi di Novara. La prossima volta, la cantiamo, mettiamo in casa. Quindi hai già 2 o 3 belle richieste da segnarti fra 15 giorni. Ciao Amedeo, hai una bellissima voce. Bravo, peccato che ti finappo, che dimenticato. Non posso fare diversamente. Sono napoletano, Doc. Sì, Doc. Origine controllata. Vabbè, grazie Enrico, siete grandi tu e Amedeo, numero 1. Sono Andrea di Borgomanero, siete grandi tutti e due, grazie. Questo Vedi è bello, vedi che grazie. venduto maestà, bravo Amedeo Contozzi fino alla fine. Potrebbe succedere anche l'ultima giornata lo scudetto, ciao. Ciro potrebbe tornare lui oppure il Gasperini, sempre Ciro. Va bene, Ciro, dobbiamo fare una trasmissione di sport dove Ciro dice la sua tutto il tempo. Ecco, perché Secondo me avremmo degli audience, ma pam. Ciao Enrico, ciao Amedeo, ma che bello rivederti e risentirsi. Stasera tutte canzoni molto belle. Fatti invitare di più, che insieme siete un bel duetto. Luciano di Brandizzo. Grazie, Luciano. Oh, che bella questa cosa, che bella. Ma io basta che apro qui la mia prossima settimana, o il 12 o il 13. Troppo belle le scelte musicali questa sera. Bravissimo Amedeo. Potete fare gli auguri di buon compleanno alla mia bimba Angela. Sono Liliana. Auguri Angela! Auguri bella bimba da parte di tutta Casa Peiretti. Grazie del cuoricino, grazie. Cuoricini e applausi. La prossima canzone di Sanremo, applausi e cuoricini.
Buonasera Enrico, buonasera Amedeo, che piacere vedervi. Mi piacerebbe ascoltare Lato Zero con il brano Amico, ve lo dedico con piacere. Un salutone Tino Beck, è un brano che Grazie, se Tino, non lo grazie, faccio Becca. domani lo faccio dopodomani. Grazie per aver richiesto questa canzone, mi raccomando siete sempre collegati sulle onde sonore musicali di Casa Peretti. Grazie per allietare tutte quelle serate anche se siamo stanchissimi. Giulia e Danilo da Monte. Grazie a voi. Ciao Giulia, ciao Danilo, ciao Monte. Controllo fosse prima partire più facile Napoli che l'Italia. Ancora Ciro. Basta, si è capito. Il processo si è del lunedì, capito. dai. Fa il processo delle due. Fabrizio, cambiamo la trasmissione. Non si canta più a lunedì, si parla di calcio. Ciao amici Casaveretti, ciao Medeo e Enrico. Ieri che era la commemorazione dei morti a Superga ed essendo una persona molto sensibile sono molto triste per quello che è successo 76 anni fa. Enrico da Collegno. Ma questo l'abbiamo visto un po' tutti. Perché io anche quando Insomma c'è, ragazzi, succede. erano invincibili, potevano perdere solo in quel modo lì. Purtroppo la vita è questo. Quindi- Finalmente, grazie, sei l'amore della mia voce. vorrei vedere. Che bello, ma come vorresti vedere? Ringrazio. Guarda che tre anni faccio i miei 50 anch'io, Anche tu 50 anni? Ah, capito bene. Oh, con la Patti? Sposato però, E se sneghen custufiate. No, dimmi no. Come che non te l'ho detto? Ciao, stavo scherzando. Lo so, ho capito, Se dai, ho non ti sei capito. no, perché quando c'è l'amore, non si stufa sì. mai. Ciao da Giustina e Luca da Borgomanero. Ciao, Ciao Giustina. ragazzi, grazie. Ciao Luca. Che ciacciara che abbiamo fatto. Che cagnara, non ciacciara. Va bene, finiamo con un'altra vostra richiesta. Regia, me la spari sul monitor, grazie. Io vado a cercarla qua. Sì, 2 minuti. Abbiamo giusto un pezzettino, giusto. Ciao Enrico, mi canti Un grande amore, niente più di Peppino Di Capi? Lo chiede Anna. E allora andiamo a cantare un pezzettino di Un grande amore e niente più. E chiudiamo così. Assomiglia Peppino Di Capi. Io lontano da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole, solitudine, malinconia, i soprammobili, casa mia, qualche libro, una poesia, e sul piano una tua fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la capanna scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. E io stasera vorrei che questa puntata non finisse mai, Te non pettiamo. finisse mai, però invece no, dobbiamo salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato fino alle 20:58, domani sera qui con me Gabri Bonino, l'ho già detto un paio di volte ma mi fa piacere ricordarvelo, se volete rivedere questa puntata canale 83 alle 21:30, ringrazio sempre il mio amico Giuliano Falco. Qua Medeo Grillo, Going sta diventando una fattoria, Casa Peretti. Grazie regia, ottima regia, grazie a ognuno di voi. Amedeo Grillo, Ciao, Amedeo Grillo. Buonasera, Grillo. ciao. Alla prossima. A domani. Domani, quando sarò?